Torture, stupri, spari sui civili, il TG1 a Makariv alle porte di Kiev. Dopo la ritirata dei russi emergono nuovi eccidi. L'ambasciatore russo a Washington, rischio scontro diretto con gli americani. A sorpresa il premier Johnson incontra Zelensky, vi sosteniamo. Von der Leyen, oltre 9 miliardi per i rifugiati ucraini e Draghi, altre risorse per cibo e medicine, non ci volteremo dall'altra parte. Il presidente Mattarella procida, capitale della cultura, vie di pace per fermare la guerra, l'aggressione russa è una ferita. Berlusconi, deluso da Putin, ora faccia tacere le armi, poi sul governo Forza Italia leale senza rinunciare alla sua identità. Vacanza tragica in Giordania, si ribalta una jeep, muore una turista italiana di 31 anni, gravi le sue due amiche. Da Madonna agli U2, da Zucchero a Bon Jovi, il mondo della musica solidale con gli ucraini, i messaggi in rete degli artisti per Stand Up for Ukraine, la raccolta fondi per aiutare la popolazione stremata dalla guerra. Buonasera dal TG1, un'altra giornata di guerra in Ucraina, mentre a Kiev a sorpresa arriva il premier inglese Boris Johnson per dimostrare, ha detto, l'inamovibile sostegno al popolo ucraino. A Varsavia la manifestazione europea di raccolta dei fondi per aiutare Kiev con l'intervento anche del premier italiano Mario Draghi, e mentre l'ambasciatore russo a Washington minaccia uno scontro diretto con gli Stati Uniti se continueranno a fornire aiuto militare, sono emerse nuove drammatiche scoperte di crimini di guerra. Questa volta a Makariv, almeno 130 le vittime, segni di torture. Lì è andata la nostra inviata Stefania Battistini, ci colleghiamo con lei che è appunto tornata da pochissimo a Kiev.